Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento del pomeriggio. Partiamo subito con i tamponi gratis in farmacia per i non vaccinati. In questo momento le aziende sanitarie stanno ricevendo la comunicazione appunto della Regione dell'abbattimento della quota per il tampone prevista per i più giovani. Sì, abbiamo condiviso col Presidente della Regione la declinazione relativa alla norma approvata in Consiglio regionale e con il Presidente Federica la misura che prevede per i residenti in Friuli Venezia Giulia da 12 a 18 anni. Con l'abbattimento del protocollo statale il tampone costa 8 euro, noi faremo un abbattimento di ulteriori 3 euro con fondi regionali, quindi si pagheranno 5 euro e in più renderemo esenti tutte le persone residenti in Friuli Venezia Giulia che con certificazione medica proveranno la loro condizione di non potersi vaccinare. E in questo senso per queste persone come cambierà? Cosa dovranno fare? Quale sarà la procedura? Perché oggi non possono neanche richiedere il Green Pass. Semplicemente la certificazione medica consente questo tipo di risposta, quindi sulla certificazione medica uno non si può vaccinare, ci sono le patologie ammesse e quindi è totalmente esente. Tampone, perché non è previsto al momento. No, se vogliono fare il tampone, fanno il tampone, se hanno esigenze di farlo, lo fanno. Il tampone è una prestazione medica, dobbiamo anche stare attenti a non fare delle cose che non servono, ma nel momento in cui dovessero accedere a determinate situazioni particolari e avessero bisogno del tampone, visto che i limiti di accessibilità potrebbero in qualche modo escluderli, avrebbero a disposizione la gratuità del tampone. Grazie. Torniamo in studio, adesso parliamo di Lega Ambiente perché c'è stata oggi una conferenza stampa a Trieste per fare il punto della situazione per quanto riguarda i fiumi del Friuli Venezia Giulia. Su 10 punti monitorati, 3 sono risultati fortemente inquinati. La foce Canale, via Battisti, incrocio largo Caduti per la Libertà a Muggia, la foce Fiume Stella a Precenico e la foce del tagliamento a Lignano Sabbiadoro. Sono risultati delle analisi dei campioni d'acqua prelevati dai volontari e dalle volontarie di Golletta Verde, la campagna estiva di Lega Ambiente portata avanti da anni a livello nazionale, presentati oggi a Trieste in occasione dell'ultima tappa dell'iniziativa. Ed ora restiamo nel capoluogo regionale con un altro servizio. Sicuramente una risposta che declina in modo esemplare l'integrazione sociosanitaria, dalla risposta a delle fragilità che oggi non hanno risposta e che soprattutto affrontano il tema di cosa succede nel momento in cui l'età evolutiva, che oggi ha una risposta abbastanza strutturata, non trova capacità di soluzione. Quindi è sicuramente un elemento importante che abbraccia anche il tema della fragilità in senso molto ampio, che è la grande sfida del nostro sistema sanitario. Lo spostamento a risposte sanitarie che sono buone in questo Paese, che vanno difese e vanno migliorate, ma la grande spinta verso l'integrazione sociosanitaria, che è lo spirito della riforma 22, che qualcuno dice che bisogna riscrivere, io dico che bisogna semplicemente applicare perché non ne abbiamo avuto il tempo, visto che siamo entrati in pandemia. Ed ora parliamo di economia con Confartigianato per dire che in un panorama ancora fortemente segnato dagli effetti della pandemia, in particolare nel settore dei servizi alla persona, un comparto si distingue in provincia di Udine per la vitalità ed è quello delle costruzioni, effetto dei bonus e del ritorno al mattone, complice la riscoperta della casa in tempo di Covid, che al settore valgono nel corso dell'ultimo anno, dal 30 giugno 2020 al 30 giugno scorso, un aumento del fatturato degli occupati cresciuti rispettivamente dell'1,2% il primo e del 3,6% i secondi. In termini assoluti la dote di nuova occupazione, che in provincia di Udine conta 9.500 addetti, pesa
per 350 unità. A dirlo è la 31esima indagine della congiuntura dell'artigianato in provincia di Udine, che è stata presentata stamattina nella sede di Confartigianato Imprese Udine dal responsabile dell'ufficio studi dell'associazione Nicola Serio, presente anche il presidente provinciale Graziano Tilatti. L'indagine è frutto di 603 interviste realizzate dall'IRTEF di Udine tra il 5 luglio e il 3 agosto ad altrettante aziende che rappresentano il 4,5% della popolazione di imprese artigiane presenti nella provincia di Udine. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Prima di augurarvi una buona giornata, vi ricordiamo che le ulteriori news attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Alla prossima. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti